Apriamo adesso un'ampia pagina dedicata ai temi della sanità, lo facciamo partendo dalle nuove frontiere che sono quelle delle cure a casa per i malati cronici, situazione monitorata da Arsenal che è il consorzio veneto della sanità digitale, un anno quindi di telemedicina con la presentazione dei dati oggi, vediamoli. Buongiorno, io mi chiamo Silvio Sicca. Ciao Albertina, 90 anni ho. Il periodo che sono stato male in aeronautica era quando dormivamo sotto le tende e il ghiaccio freddo. La mia vita è stata sono sempre stata molto debole, tanto. Silvio e Albertina sono due degli oltre 3.300 veneti inseriti nel progetto europeo Renewing Health, grazie al quale è possibile monitorare quotidianamente i parametri di pazienti cronici senza che questi si debbano muovere da casa. Da un anno vengono seguiti grazie a una serie di dispositivi medici elettronici come la bilancia digitale o il misuratore di pressione da polso che inviano i parametri registrati a una centrale unica regionale, mettendoli subito a disposizione del medico di base che è pronto ad attivarsi in caso di anomalie. Il progetto è promosso e seguito da Arsenal.it, il consorzio che in Veneto si occupa di sanità digitale per conto di tutte le ULSS della regione e che su invito dell'Unione Europea ha presentato a Treviso i risultati al termine del primo anno di sperimentazione. È un progetto che abbiamo fermamente voluto perché il futuro è l'assistenza agli anziani, è l'assistenza al proprio domicilio possibilmente o comunque nelle proprie residenze, tenendo presente che il problema non riguarda soltanto gli anziani, gli ammalati, ma riguarda le famiglie. Su 6.500 persone che in tutta Europa sono seguite da telemonitoraggio, la metà si trova in Veneto e questo ha permesso tra i pazienti affetti da scompenso cardiaco di ridurre del 35% i ricoveri in ospedale, del 13% gli accessi al pronto soccorso e del 42% il ricorso a visite specialistiche, oltre a farli sentire molto più sicuri proprio perché meglio seguiti. Un altro ottimo risultato per la sanità veneta, confortata dalle notizie in arrivo da Roma, dove è stato dato l'ok all'applicazione dei costi standard per tutte le regioni, premiando di fatto lo sforzo finora attuato da quelle come il Veneto, considerate più virtuose. È stata una lunga trattativa, a volte anche snervante, però da ieri sera c'è un netto cambiamento di rotta, un distacco totale da quelli che sono i costi storici